C'è un bel panorama, vero? Ciao, sono Luca Gottardo e siamo a Miane. Vi voglio far vedere una casetta in un bel borghetto antico. Siamo nel 1900. Ci sono addirittura 2 giardini, dopo magari li vediamo meglio, e qui magari si potrebbe fare un orto o addirittura adibirlo a parcheggio. La casa è sviluppata su 2 piani, come anche il garage con il magazzino al primo piano. All'interno abbiamo diverse stanze, infatti la casa è molto articolata e qui ci troviamo nella zona pranzo con la cucina a vista che ha anche diversi affacci. Infatti la casa è libera su 3 lati. Da questa parte invece ci sono altre 2 stanze che potrebbero essere un'altra sala pranzo, un salottino oppure una cantina. Da questa parte ci sono 2 gradini con zona lavanderia, vari postigli e il bagno del piano terra. All'esterno qui non manca lo spazio, si può tranquillamente adibire a legnaia come si vede, oppure tutto ripostiglio anche lì sopra. E soprattutto per le grigliate con gli amici la legna non manca, ma neanche il caminetto. Questa è un'altra via d'accesso per il garage. E ora possiamo salire nella zona notte. Con un primo locale che è aperto, quindi potrebbe tranquillamente essere uno studio. E da questa parte invece ci sono le camere. La prima molto ma molto grande ed è con 2 affacci. Qua invece ne vediamo subito un'altra. Che è una matrimoniale come la precedente, anche se un po' più piccola, ma comunque bella spaziosa ed effettivamente ci sta tutto quello che serve a una camera da letto. Queste 2 invece sono delle stanze praticamente uguali, si potrebbe buttare giù questa parete e fare una camera unica, oppure usare queste 2 stanze come magazzini che potrebbero anche essere delle cabine armadio. Adesso andiamo a vedere l'altro giardino, che è proprio da lì che si entra. E questo è il secondo giardino di cui vi parlavo.
piantumato e con una bella erbetta fresca e un bel panorama mozzafiato. Avete visto che bella casetta? No, non questa. Questa